Allora, stiamo parlando di passaggio al mercato libero, attenzione, perché Presidente, questo mercato libero ha dei vantaggi ma può avere anche degli svantaggi, cioè districarsi non è così facile, imparare a leggere le bollette lo stesso. A che cosa bisogna prestare attenzione nella valutazione? Beh, innanzitutto bisogna abituarsi a leggere le bollette, guardare e verificare i numeri, i consumi, le letture. E adesso noi riceviamo nelle nostre case le cosiddette bollette 2.0, sarebbe anche ora che arrivasse la 3.0, vista che questa è una bolletta pensata ormai quasi 10 anni fa, ma che comunque contiene una serie di informazioni che possono essere utili per orientarsi, e anche se la bolletta più analitica può essere data al consumatore solo se viene richiesta. Però la prima regola fondamentale è quella di dare una letta alla bolletta, soprattutto io consiglierei di andare a vedere quelli che sono i consumi, vedere se innanzitutto ci sono delle letture presunte o delle letture effettive, perché in questo caso, se sono effettive, io so che sto pagando il giusto, nel senso che quello che viene fatturato è quello che è stato consumato. Portare consumi e poi portare offerte. Benissimo, questi sono due strumenti molto importanti, pubblici, gratuiti, messi a disposizione dall'autorità che regola il settore dell'energia elettrica e del gas, che possono, nel caso del portale consumi, dare la possibilità all'utente di andare a verificare tutti i suoi consumi storici e vedere quindi qual è l'andamento di utilizzo della materia prima, che può essere il gas o l'energia elettrica, nel medio e lungo periodo, e questo ci può anche aiutare per tenere sotto controllo le nostre bollette, i nostri consumi, capire quando utilizzare meno la materia prima, con quali modalità, le nostre abitudini di utilizzo e quindi intervenire di conseguenza, ma anche per tenere sotto controllo l'attività del distributore che registra i consumi in base alle letture del contatore, che sono tutte all'interno del portale consumi. L'unica criticità è che si accede al portale consumi solo con lo SPID, quindi l'intestatario della bolletta deve essere dotato di questo strumento per poter accedere al portale. L'altro strumento invece è il portale delle offerte. Lo SPID, segretario, dove si fa? Lo SPID è un problema che rimane sul campo, anche se è vero che moltissimi pensionati, parlo sempre degli anziani ovviamente, lo hanno fatto, ma è chiaro che è un numero esiguo su quello che bisognerebbe che fosse effettivamente, perché ricordo, esco un po' dal seminato, ricordo che con lo SPID entri in ben altre situazioni, per esempio sul sito dell'INPS per la propria pensione, ma nella cartella sanitaria personale delle ULSS. È uno strumento utile, posso dirvi che io l'ho fatto facendomi insegnare, e naturalmente se l'ho capito io forse lo capiranno in tanti. Ci ho messo un po' di tempo, ma adesso devo dire che è un uso molto molto utile. Si parla, si dice verrà cambiato, no? Che verrà cambiato, potrebbe essere che vengano messe in uso quelle che sono le carte di identità elettroniche, però attenzione, anche qua sarà una strumentazione web, sarà qualcosa di moderno. Io penso alla mia vecchia mamma, che per fortuna sta bene, ma che ha 98 anni. E mi pare difficile che possa entrare a controllare tutte queste cose. Ecco, colgo però questa occasione proprio per dire che noi abbiamo bene in testa i nostri pensionati che ogni giorno ci chiamano, perché è vero che ci sono pensionati attenti, attrezzati, moderni, giovanili, ma noi la stragrande maggioranza delle persone che noi rappresentiamo sono pensionati
più anziani di noi, meno tecnologici e hanno bisogno di un supporto che oggi, ed è riportato dalle associazioni dei consumatori, hanno bisogno di un supporto, mi permetto di dire, che il governo e i ministeri interessati non hanno dato, cioè devono essere molto molto più chiari nell'informazione di questi cambiamenti, cosa che non è fatta bene, mi permetto di dire. Certo. Ottimo questa parentesi chiarificatrice. Presidente, per fare questo passaggio vanno valutati anche aspetti non economici però. Assolutamente sì, e perché nella scelta del fornitore dobbiamo anche capire se lo stesso fornitore ha degli uffici nel territorio. Vediamo anche la slide. Sì, perché prego. è fondamentale riuscire ad avere un interlocutore fisico per eventuale richiesta di informazioni o anche contestazioni. Quindi il servizio clienti non può essere solo un servizio clienti telefonico online, soprattutto per le persone più anziane hanno bisogno di avere una persona fisica presente che dia delle risposte immediate, perché il problema dei call center tante volte è questo, che arrivano fino ad un certo argomento e poi non possono andare oltre. Come vediamo nella slide poi è fondamentale fare una piccola ricerca reputazionale del fornitore per capire se ha avuto dei problemi con altri clienti che magari hanno rappresentato delle loro difficoltà, e internet da questo punto di vista è un ottimo strumento. E poi anche naturalmente la modalità di pagamento, questo è un ottimo consiglio di stare attenti per scegliere quei fornitori che permettono più modalità di pagamento e scegliere naturalmente quello per il quale c'è la modalità più congeniale. E attenzione poi se ci sono dei servizi accessori ulteriori che vengono venduti con il contratto. Questo tra l'altro è un tema rilevante, perché il contratto dell'energia elettrica e del gas potrebbe avere al suo interno una vendita rateale di una caldaia piuttosto che delle lampadine a risparmio energetico, che se viene disdettato anzitempo prevede il pagamento di tutto il dovuto, e ci sono normalmente anche delle buone cifre, tenendo conto che purtroppo sono state reintrodotte le penali per i contratti a tempo determinati nel settore dell'energia elettrica e del gas. Sono state reintrodotte, sì, purtroppo, sì. Nonostante la nostra contrarietà sono state reintrodotte, sono quindi possibili. Devono essere indicate nel contratto, si deve naturalmente dare risalto della loro esistenza, però un fornitore può decidere di mantenere per 12 mesi un determinato prezzo. Se io esco prima di quel periodo dovrò pagare la penale, che viene anche rapportata in base al periodo rimanente e quant'altro. Però ecco, noi consigliamo al consumatore sempre di leggere il contratto, di stare attento a che tipologia contrattuale si trova di fronte, per evitare poi di cadere nella rete di qualche brutta notizia. Ecco, questo è importantissimo. C'è la categoria dei clienti vulnerabili. Chi sono questi clienti vulnerabili? Spieghiamolo bene, che cosa cambia per loro? Certo, i clienti vulnerabili, come lo vediamo qui nella slide, sono quei soggetti per i quali permane il mercato tutelato. Quindi noi consigliamo a questi soggetti, adesso andremo a vedere quali sono i vari criteri soggettivi e oggettivi, di rimanere nella vulnerabilità, di rimanere nel mercato tutelato, perché lì il prezzo sarà mantenuto dall'autorità, e noi abbiamo visto che nel periodo medio-lungo quel prezzo è più economicamente vantaggioso. Si tratta delle persone che sono in situazioni economiche svantaggiate, e naturalmente i soggetti che hanno una disabilità, così come prevista dalla legge 104,
e naturalmente le persone che vivono una situazione di emergenza anche per calamità naturali e naturalmente quelle che, ed è il caso più frequente che riguarda molti pensionati, hanno un'età superiore ai 75 anni. Quest'ultimi in automatico dovrebbero essere rimasti nel mercato tutelato della vulnerabilità. Esatto, qui rispondiamo a per loro esiste ancora il mercato tutelato ed è una buona cosa, naturalmente. Quindi è conveniente questo mercato tutelato per loro? Certo, consiglierei di rimanere ben fermi lì perché molte di più sono le garanzie e anche il prezzo nel medio-lungo periodo è più vantaggioso. Quindi sono tantissimi gli over 75 però nel nostro paese? Sì, sono tantissimi e naturalmente non è tutta la platea dei consumatori perché chi non ha uno di questi requisiti non può rimanere nel mercato ma magari sono persone, tutelato. come faceva l'esempio prima il segretario, per carità, della mamma che è ben oltre 75, però ci sono tanti anche che ci seguono che sono over 75 che hanno difficoltà nel comprendere tutte le dinamiche tecnologiche. Ma è ben per questo che noi insistiamo con i nostri anziani ma con le loro famiglie. Le telefonate che arrivano a tutti, ma guarda che non a caso arrivano a parecchi anziani che sono poi quelli che sono in casa e che alzano la cornetta e questi signori sanno bene cosa dire e come si fa. Ecco, il consiglio del mio collega, che lo tengo buono non per me purtroppo perché non sono in quella fascia, ma lo tengo buono per esempio per i miei familiari, nel senso che rimanere nel mercato protetto, tutelato, è ancora un vantaggio e lo stanno rilevando con le verifiche che stanno facendo. È importante che la nostra gente, chi è dentro a quel mercato, al momento rimanga lì, non si faccia influenzare. Questo è importantissimo. Mettiamo anche la slide delle indicazioni della DIA di Consum, dove il sito, come guardare, come trovarlo, perché quelle di FNP CIS le abbiamo viste, sono sempre in sovraimpressione. La tariffa Placet, 2 parole di chiarimento, ci spieghi questo? Sì, è una tariffa che viene sostanzialmente applicata a quei soggetti che non sono vulnerabili e che non hanno compiuto nessuna scelta nel mercato del gas al 10 gennaio 2024 e che quindi si ritrovano espulsi, diciamo così, dal mercato tutelato. È una tariffa mediamente più cara rispetto a quelle che si possono reperire sul mercato, quindi noi consigliamo... Perché è più cara? È più cara perché la metodologia con la quale viene calcolata è una metodologia che prevede dei coefficienti e che danno in ultima istanza un prodotto piuttosto economicamente non vantaggioso. E chiaramente consigliamo a queste persone quindi di transitare nel mercato libero prima possibile, soprattutto per la materia prima gas, in un periodo storico come quello attuale in cui l'incidenza della spesa è piuttosto alta visto il periodo invernale, per evitare poi di andare a appesantire le proprie finanze economiche della famiglia. Quindi se sono nel mercato, o meglio se ero nel mercato tutelato e non ho fatto nessuna scelta, mi ritrovo adesso con lo stesso fornitore ma con una tariffa mediamente meno vantaggiosa. La stessa cosa accadrà con l'energia elettrica più o meno, anche se lì sono state bandite delle gare e non troverò più il mio fornitore di origine con una tariffa particolare, troverò un altro fornitore, quindi il quadro si complica, ma mi voglio fermare qua, magari ne parleremo in un'altra puntata. E proseguo perché effettivamente tanta carne al fuoco. C'è un altro aspetto interessante che voi avete analizzato anche a livello nazionale, le comunità energetiche rinnovabili solidali, le CERS. Che potrebbero essere interessanti. È un tema strategico sul quale c'è molto dibattito. Ne parleremo anche questo, però. E sono da poco usciti i decreti attuativi e questo ci dà una possibilità in più per coniugare nella pratica quella che fino adesso era rimasta
teoria è la possibilità di più consumatori che diventano prosumer, cioè anche produttori, di finanziare un impianto, condividere l'energia prodotta, cedere quella in eccesso, avere della possibilità di ristoro con dei contributi. Perfetto, parleremo anche di risparmio energetico, ci avete sollecitato, effettivamente è vero, bisogna stare anche attenti a tante piccole strategie, ma avremo sempre modo di parlarne. Attenzione all'IVA al 22% che può portare una bolletta un po' più pesante, e anche questa, quindi grande attenzione a come viene utilizzato anche il riscaldamento, l'energia eccetera. Grazie naturalmente a Giancarlo Pegoraro, segretario regionale FNP del Veneto, di essere stato qui con noi. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Grazie a Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Veneto, grazie anche di Adiconsum Verona. Ricordatevi, le sedi tanto dell'FNP quanto di Adiconsum sono presenti su tutto il territorio, per cui andate a farvi dare una consulenza o un'occhiata alla vostra situazione o pensionistica o di bolletta, contratti o qualsiasi cosa. Non vergognatevi, è meglio avere un aiuto e risolvere il prima possibile. Buon proseguimento, ci vediamo presto.